Ha passato la sua prima notte ad Agrigento da Libera Carlo Larrachete, comandante della Sea Watch, nell'appartamento di Via Dante. Ieri sera intorno alle 20:30 è arrivato il provvedimento del GIP Alessandra Vella che non ha convalidato l'arresto chiesto dalla procura, escludendo il reato di resistenza, violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una scriminante legata all'avere agito all'adempimento di un dovere, cioè quello di salvare le vite umane. Per Alessandra Vella l'attracco da parte della Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa, che era già da 2 giorni in acque territoriali, appare conforme al testo unico sull'immigrazione nella parte in cui fa obbligo al capitano e alle autorità nazionali indistintamente di prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera. Questo quanto sostenuto dal GIP nel provvedimento che ha negato la convalida degli arresti domiciliari della comandante. Per il GIP la vedetta della Guardia di Finanza di Lampedusa non è considerata nave da guerra, anche per il presunto schiacciamento della pelotina della finanza deve essere ridimensionata nella sua portata offensiva. Per ciò che riguarda lo sbarco nei porti di Malta e Tunisia, per il GIP venivano esclusi perché più distanti uno e in Tunisia non ci sono porti sicuri perché non ritenuti conformi alla Convenzione di Amburgo. Vana è stata l'attesa di tanti che ieri sera l'aspettavano per salutarla e vederla e mostrarle la loro solidarietà. Intorno alle 21 tre componenti della Guardia di Finanza sono saliti presso il suo appartamento per notificarle l'ordinanza che la riguardava. Dopo una mezz'ora sono andati via. Dopodiché i due sostenitori le hanno fatto recapitare dietro la porta della sua abitazione lo striscione in suo sostegno, un ramo di oleandro. Vano è stato il tentativo dei giornalisti di bussare alla porta per una sua dichiarazione. Carola nelle prime ore dell'alba è andata via da Agrigento. Tornerà in città in procura il giorno 9 per l'interrogatorio che riguarda l'inchiesta parallela aperta nei suoi confronti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Intanto la procura di Agrigento, per detta del procuratore Patronaggio, ha dichiarato occorre leggere le motivazioni, si valuterà un'eventuale impugnazione del provvedimento del GIP. Il nostro punto di vista era diverso, afferma Patronaggio. Per noi era necessitata l'azione di salvataggio e non era necessitata invece la forzatura del blocco che riteniamo un atto un po' sconsiderato nei confronti della vedetta della Guardia di Finanza. Per i legali della Sea Watch, avvocato Gamberini e il suo staff, il provvedimento del GIP ripristina il primato del diritto rispetto a quello della forza.